combattere furti a Carbonera, anche gli imprenditori, gli artigiani esasperati oggi si sono riuniti per prendere provvedimenti. Non siamo cowboy, dicono, ma ci tocca fare anche questo. Arrestati 3 albanesi residenti a Paese accusati di furti nelle case del Bellunese dopo l'alluvione. In una villa rinvenuti gioielli e un laboratorio artigianale per fondere l'oro. Continua la polemica sulla Cava di Paese sul fatto che tutti sapevano, nessuno ha denunciato l'appello del commissario di governo sulle discariche. Il governatore del Veneto scrive una lettera al Premier Conte assieme ai colleghi di Lombardia ed Emilia per chiedere tempi certi e rapidi sull'autonomia. Intanto vola a Tokyo per presentare la candidatura di Cortina Milano alle Olimpiadi 2026. Droga per lo sballo, 2 persone arrestate dalla squadra mobile di Treviso, le indagini partite da un pacco sospetto che doveva essere consegnato all'indirizzo di Fantasia. Potenziare le capacità operative della nuova sede di Castelfranco, uno degli obiettivi annunciati da Giorgio Roberti, il nuovo direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto. Sport basket, la De Longhi espugna il campo di Montegranaro e si ritaglia sempre di più il ruolo di vera sfidante all'imbattuta capolista. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano torniamo a parlare di sicurezza e di allarme furti, perché a Bivandi Carbonera non c'è solo il problema delle razzie in casa, ma anche i titolari delle aziende della zona artigianale sono ormai esasperati. Oggi sono anche riuniti per prendere provvedimenti. Sentiamo cosa ci hanno detto. Hanno pieni poteri di fare quello che vogliono, purtroppo sono padroni a casa nostra. Aziende e appartamenti passati al setaccio. Da una settimana la zona artigianale di Bivandi Carbonera è bersaglio di ladri che si prendono tutto il tempo di stare a osservare i movimenti delle loro vittime, nascosti dietro le siepi mangiando caramelle come le cartine a terra hanno dimostrato. Ultimo caso in ordine di tempo, quello dell'azienda di marmi di Raffaello Neri. Stamattina siamo arrivati e abbiamo trovato la porta divelta, gli uffici sottosopra, tutto buttato così. Si sta malissimo perché si vede i propri beni buttati là, non c'è rispetto insomma per quello che si fa. È di sabato pomeriggio il colpo nell'abitazione di Alessandra Chioin. Il marito e suo fratello sono titolari di un'azienda qui in zona artigianale, già colpita in passato. Si sono arrampicati da una grondaia. Hanno sfondato una porta e hanno rovistato ovunque, fatto un disastro. Hanno portato via le figlie del matrimonio, alcuni oggettini dei battesimi, comunioni delle ragazze, oggetti d'oro, tutti gli orologi di mio marito. L'inventario da finire, riflessioni da fare per il futuro e la sensazione che la vita quotidiana d'ora in poi non sarà più la stessa. Sinceramente fino a ieri l'altro ero con le finestre spalancate, non è mai successo niente. Adesso hanno preso anche me e sinceramente ho paura. Riuniti nell'ufficio di Neri, gli imprenditori della zona discutono di che provvedimenti prendere, perché così non si può andare avanti, come testimonia lo scoramento di Ivan Rebuschi. L'azienda di moto è stata razziata appena una settimana fa. Sono pieno di inferriate, di sbarre, sistemi di allarme e quindi purtroppo psicologicamente non riesco neanche a dire vado a mangiare una pizza la sera, e se suona il telefono anche paura che sia un furto. Si parla di telecamere di vigilanza privata, annunciano un gruppo WhatsApp così da avvisarsi l'un l'altro di movimenti sospetti. Oltre a questo gruppo adesso ci riuniremo, faremo un incontro tra di noi imprenditori qua della zona, coinvolgendo anche il sindaco, le autorità, magari anche le forze dell'ordine. Non si può permettere che uno ti venga dentro, faccia i suoi bisogni, ti mangi, butti via la roba e noi lì inermi, ma scherziamo, cioè siamo arrivati al ridicolo. E a proposito di gente che si riunisce, che cerca di contrastare tutta questa situazione, sta raccogliendo molte adesioni il progetto del gruppo social diventato associazione Furti in corso di autotassarsi per pagare dei vigilanti privati che sorvegliano il territorio battuto sempre di più dai ladri. Non sono spaventati i trevigiani a mettere mano al portafoglio per aumentare la loro sicurezza. Prova ne è che l'iniziativa lanciata dal gruppo Facebook Furti in Corso, amministrato da Christian Demma, in procinto di trasformarsi in associazione di volontariato, sta raccogliendo molte adesioni alla proposta lanciata via social di autotassarsi per pagare un vigilante privato che effettui nelle zone in cui vivono gli aderenti al progetto passaggi notturni. Sta andando bene, abbiamo dovuto dividere a zone perché ovviamente sta espandendosi sempre di più la richiesta
quindi abbiamo diviso referenti che stanno raccogliendo le adesioni proprio in questi giorni, da venerdì principalmente fino adesso, continuo sia per le aziende che per i privati. Diviso tra decine di famiglie, il costo dell'iniziativa è irrisorio. Più o meno per i classici controlli notturni della Guardia stiamo parlando quasi di 5 euro circa al mese a famiglia pro capite, quindi è una cifra che possiamo permetterci oggettivamente tutti, e stiamo studiando con le vigilanze anche un passaggio diurno per controllare gli orari più difficili. Demma sta cercando di far sapere a più persone possibili anche della possibilità per le vittime di furto di effettuare online una predenuncia, così da non perdere mezza giornata in questura o alla caserma dei Carabinieri. Un incentivo a denunciare, perché fare massa critica è fondamentale per rimpinguare gli organici delle forze dell'ordine. Se vanno sopra di loro a far vedere che i tentati furti sono molti di più, probabilmente nella divisione del personale, quando c'è possibilità, gli arriva un aiuto, cosa che non può succedere se non hanno i numeri in mano. Poi ci sono ovviamente anche le operazioni importanti, fortunatamente, delle forze dell'ordine, come quella che ha permesso di bloccare i predoni sciacalli delle case dopo l'alluvione del Bellunese e che avevano la loro base operativa a Paese. Dalla Marca alla Val Belluna è una banda di predoni nelle case, quella sgominata da carabinieri e polizia di Belluno, ladri specializzati in razzie nelle case, ancor di più nel periodo post-alluvione. Partivano da Paese, dove risiedevano i 3 albanesi arrestati l'altra notte dopo che avevano messo a segno ben 5 furti tra Sedico e Santa Giustina, ma secondo gli inquirenti al terzetto sarebbero riconducibili anche altri colpi messi a segno nel Bellunese e nel Trevigiano, e proprio nella Marca, a Paese, dove i 3 risiedevano, è stata individuata dagli inquirenti una lussuosa villa dove veniva nascosta la refurtiva e dove i malviventi avevano allestito una sorta di laboratorio orafo dove separavano l'oro e l'argento dalle pietre preziose dei monili rubati, e nella villa sono stati rinvenuti moltissimi gioielli, anelli, collane, bracciali, fedi rubati nelle abitazioni saccheggiate. Sulle loro tracce, in sinergia, i carabinieri del comando di Feltre e gli agenti della questura di Belluno, che alla fine sono riusciti a catturarli nell'ambito dei controlli straordinari messi in atto proprio per impedire gli episodi di sciacallaggio che purtroppo hanno caratterizzato le settimane successive all'alluvione e che ha messo in ginocchio tante località del Bellunese. Nelle prossime ore l'udienza di convalida dell'arresto per furto pluriaggravato. Lasciamo la cronaca per parlare di giorni cruciali per il Veneto, da una parte l'autonomia e dall'altra le Olimpiadi 2026, la candidatura di Cortina Milano, giorni cruciali importanti anche per il governatore Zaia, da una parte una lettera insieme a 3 colleghi governatori di pressing sul governo e dall'altra domani la missione olimpica a Tokyo. Autonomia, tempi rapidi e certi. I 3 governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna lo chiedono al Premier Conte in una lettera congiunta inviata oggi a Palazzo Chigi. Tempi rapidi e certi per arrivare alla redazione dei conseguenti disegni di legge sui quali sarà chiamato ad esprimersi il Parlamento. Un nuovo appello, quello di Zaia, Fontana e Bonaccini, affinché il governo prenda una decisione sul documento riguardo all'autonomia che, per quel che riguarda il Veneto, è sulla scrivania del Premier dallo scorso 2 ottobre e riguarda l'applicazione in toto dell'autonomia sulle 23 materie previste dalla Costituzione. Che si vada ad adempiere un impegno che è quello di rispondere a 2.328.000 veneti che per il 60% dei aventi diritto al voto hanno votato sì all'autonomia. Questo è un progetto non della politica, ma un progetto di un popolo, è stato sostenuto peraltro compiutamente e pubblicamente dalle 2 forze di governo che oggi governano l'Italia, quindi dalla Lega e dai 5 Stelle. Penso che ci siano tutti i presupposti perché venga risolto il problema e si dia assolutamente corso alla richiesta del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Sottolineo il Veneto perché ci riguarda da vicino, ma sottolineo anche il Veneto perché è la prima regione che ha già completato l'iter. Queste dunque le aspettative del presidente del Veneto Luca Zaia, raggiunto al telefono poco prima che salisse sull'aereo per Tokyo, dove il summit del CIO segnerà un passaggio importante sul cammino della candidatura Cortina Milano per le Olimpiadi invernali del 2026. È una risposta che diamo anche a quei pochi che pensavano che fosse una presa in giro la candidatura quando la presentai come un'opportunità per il Veneto. Adesso è realtà.
È la prima uscita internazionale ufficiale del tandem Cortina-Milano che, dopo il ritiro di Calgary, si contendono la candidatura solo con Stoccolma. Una partita secca dunque Italia-Svezia. Per vincere servono 44 voti. A Tokyo dunque inizia la partita vera della caccia ai consensi. Soprattutto abbiamo questa tappa importante di Tokyo perché è il primo incontro ufficiale con il Comitato Olimpico Internazionale in sede pubblica per presentare la nostra candidatura. Adesso torniamo a parlare del caso della cava di Padernello, di Paese usata come centro di stoccaggio di rifiuti pericolosi, argomento ovviamente toccato oggi al forum di Legambiente a casa dei carraresi. Siccome gli smaltimenti illegali, diciamo che a volte ci sono situazioni che non vanno bene, una segnalazione alle forze di polizia per capire meglio è sicuramente importante. Segnalare tutto subito alle forze dell'ordine. E questa è la risposta a chi si chiede come mai in tanti sapessero di questa montagna di rifiuti depositati dentro la cava di Padernello, ma che nessuno fosse intervenuto fino alla scorsa settimana, quando l'area è stata posta sotto sequestro per ordine della magistratura veneziana, in relazione non tanto alla cava usata come centro di stoccaggio, ma al centro di lavorazione di Noale. Ed è una via diversa rispetto a quella che ha portato alle diffide regionali, sottolineate dall'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, in risposta alle accuse dei comitati. Diffide peraltro rimaste lettera morta sul tavolo della Cosmo Ambiente. In questo settore della bonifica, delle discariche, degli smaltimenti illegali, prima sappiamo le cose meglio è. Soprattutto se poi si deve intervenire celermente per evitare che il rifiuto contamini il territorio, come per le falde sotto la cava di Padernello, ad appena qualche metro dal materiale stoccato. Tempi tutt'altro che brevi comunque per la bonifica. Il chi inquina paga è il primo principio che l'Unione Europea ci ha dato e che dovremmo cercare di proseguire. L'altro è quello però di rimboccarsi le maniche, cioè cercare di bonificare o mettere in sicurezza il più presto possibile. Per far questo l'interessamento, ma la competenza del Comune, della Regione o in senso lato principalmente loro, è quello ovviamente di poter con dei fondi, diremmo, riuscire a metter mano a questo illegale smaltimento. E la prospettiva in molti casi è comunque la bonifica a carico dei cittadini, quando i proprietari dei siti e responsabili dei rifiuti spariscono nel vortice dei fallimenti. Nei cosiddetti siti orfani molte volte, che hanno un oggetto ma non hanno né un padre né una madre, e lo Stato o le regioni, non solo lo Stato ma non solo le regioni, secondo le competenze, che devono darsi da fare per cercare di restituire questo territorio. Sicuramente abbiamo visto che se gli inquinamenti vengono lasciati, se il degrado viene lasciato, purtroppo il degrado chiama degrado. E sempre in tema oggi, durante il forum di Legambiente, oltre a premiare i comuni ricicloni, è stato firmato un protocollo per tracciare nelle aziende ciò che diventa un rifiuto speciale. L'obiettivo di questo protocollo, sottoscritto con l'Arma dei Carabinieri e con l'Albo Gestore Rifiuti regionale, è quello di aiutare la prevenzione e soprattutto il controllo di tutti coloro i quali usano l'ambiente in maniera distorta. Aiutiamo tutti gli attori della filiera, chi produce il rifiuto, chi lo riceve e chi lo rende un prodotto riutilizzabile, a fare bene il proprio lavoro in un'ottica di legalità e di rispetto. Una firma che in molti oggi hanno subito associato al caso Paese, alla cava Campagnola con le 280.000 tonnellate sotto sequestro. Così come molti hanno associato anche l'assenza dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin e dei rappresentanti del comune di Paese alla consegna degli attestati ai ricicloni d'Italia. Sono le due facce del nostro territorio, da una parte depositi al vaglio della magistratura, dall'altra materiali che diventano risorse. La prima è il retaggio di un passato che fatica a scomparire, l'altra la consapevolezza di un territorio da salvaguardare. Quello che è cambiato soprattutto in questa regione è che è stato creato un vero e proprio modello veneto che si basa su raccolta differenziata, riciclo e prevenzione dei rifiuti indifferenziati in discarica, che può essere un esempio per tutta Italia. Primo comune del Veneto è per la terza volta consecutiva Castelcucco, con quasi il 90% di riciclo, mentre per le città prima è Montebelluna, seguita da Castelfranco e dalla veneziana Mira, tutti sopra l'80% di recupero. Rimanendo nel veneziano, da segnalare le menzioni di Legambiente per il comune di Caorle per la gestione ad alta intensità turistica e i camping di Cavallino Treporti per le ottime prestazioni nella differenziata tra camper, tende e bungalow. Ancora incidenti di caccia nella Marca, l'ultimo potrebbe costare la vista a una persona.
Spara al fagiano ma non si accorge dell'amico che nel frattempo era salito su una collinetta e lo colpisce in pieno al volto ferendolo. Ora l'uomo rischia di perdere la vista da un occhio. Ancora un incidente di caccia in provincia di Treviso. È accaduto ieri a Volpago del Montello. Protagonisti 3 amici cacciatori che avevano deciso di trascorrere la domenica a caccia nelle campagne di Borgo Martignago. A sparare un 32enne del posto che da poco aveva iniziato a praticare la caccia, ora è indagato per lesioni. Vittima l'amico 40 anni, anch'egli residente a Volpago. Subito soccorso dai compagni, prima dai sanitari del 118, poi l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Treviso con l'elicottero. Le prossime ore saranno decisive per capire l'entità delle lesioni riportate. La droga in città per lo sballo, chetamina, MDMA, può arrivare anche in un pacco postale, lo dimostra l'ultima operazione della squadra mobile di Treviso. La droga era molto probabilmente destinata alle feste in città, sostanza spesso destinata ad essere utilizzata in occasione di orge o altre pratiche particolari dal punto di vista sessuale. A finire in cella per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne di Cattolica e un trevigiano di Salgareda di 43 anni. Si tratta di soggetti dediti all'uso di sostanze a base di metanfetamine. Nella circostanza abbiamo sequestrato MDMA e chetamina. Le indagini della squadra mobile di Treviso sono partite grazie ad una segnalazione di un pacco sospetto proveniente dall'estero che doveva essere consegnato ad un indirizzo di fantasia. Un escamotage spesso usato da chi vuole farsi arrivare sostanze illegali provenienti dall'estero. Il pacco sospetto, come previsto dalla normativa vigente, una volta depositato nella sede del Corriere, è stato segnalato alla polizia che ha avviato da subito le indagini. L'involucro ha permesso di identificare il titolare di una tessera post-pay con cui era avvenuto il pagamento della spedizione, il 34enne di Cattolica. Il 43enne trevigiano e del Riminese, giunto appositamente nella Marca in treno per ritirare il prezioso carico, sono stati fermati dalla polizia sabato scorso quando si erano recati nel deposito per ritirare il pacco sospetto. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Eccoci in studio in diretta. Sanità adesso, potenziare le capacità operative della nuova sede di Castelfranco è uno degli obiettivi dell'Istituto Oncologico del Veneto, i cui vertici oggi hanno tracciato le linee del 2019. Lo sviluppo dell'offerta, quindi della capacità operativa dell'ente anche nella sede di Castelfranco, questo in attuazione delle direttive regionali, della programmazione regionale. Il 1° di dicembre acquisiremo 5 rami d'azienda dall'azienda 2 di Treviso. 5 nuove unità operative a Castelfranco, 5 unità che non vengono tolte a Padova, sottolinea il neodirettore generale Roberti, ma che vanno ad arricchire quella che è l'offerta che lo IOV fa ai veneti. Il rettore Rizzuto ha più volte chiesto che il cuore dello IOV non venga spostato dalla città del Santo, e così sarà. Il nostro bacino è un bacino di 5 milioni di abitanti, quindi perché l'istituto è un istituto veneto, quindi che deve garantire l'eccellenza nel Veneto e che ha comunque un rilievo anche nazionale. Un'attenzione particolare la dovremo garantire anche quindi alla formazione, perché la medicina evolve velocemente, le tecnologie anche. I nuovi vertici si presentano e tracciano le linee di lavoro per il futuro dell'istituto. Molto hanno fatto i miei predecessori, il dottor Mantoan e la dottoressa Simeonato, negli ultimi 5 anni. Le performance sono buone sia dal punto di vista economico finanziario che dal punto di vista, diciamo, dei livelli essenziali di assistenza, tempi d'attesa, piano nazionale esiti. Però bisogna consolidare questa attività e anzi potenziarla. Lo IOV è in espansione, ma gli spazi all'ospedale Busonera sono stretti. Naturale guardare al nuovo ospedale di Padova Est. Gli spazi che abbiamo a disposizione nella sede qui di Padova sono spazi che sono limitati e quindi io mi auguro che in un percorso di condivisione con l'università, con l'azienda ospedaliera di Padova, possiamo trovare una
collocazione anche nella nuova progettualità dell'ospedale. Lo sport e il basket è la marcia sempre più spedita della De Longhi Treviso. È ufficiale, l'Antifortitudo è di casa a Treviso e si chiama De Longhi. La prova del 9 va in scena sul difficilissimo campo di Montegranaro, dove i ragazzi di coach Menetti soffrono e vincono, scalzando gli avversari diretti dalla seconda posizione in campionato all'inseguimento di Bologna. E se è pur vero che Forlì ora ha agganciato proprio Treviso a 14 punti, è altrettanto certo che la De Longhi sta recitando davvero il ruolo di inseguitrice principale. Finisce 81-85 al Palasivella. Coach Menetti resta fedele alla linea della severità e della concentrazione, contento ma con moderazione. È una vittoria che ci deve dare la misura A del fatto che stiamo crescendo e B anche del fatto di quanto dobbiamo ancora crescere, perché comunque oggi in campo si sono viste anche tante cose che dobbiamo mettere a posto, quindi testa bassa, lavorare forte. Già, perché la prima parte della gara mostra una Montegranaro che proprio non vuole perdere la sfida ad alta quota e mette sotto Treviso vincendo i primi 2 quarti con un Corbett devastante. La svolta arriva dopo. All'intervallo ho detto semplicemente che dovevamo rimanere primo un po' più tranquilli, secondo un po' più concentrati perché avevamo fatto degli errori, avevamo regalato così delle situazioni a Montegranaro, soprattutto su Corbett che stava facendo una gran partita ed era rientrato e ci aveva fatto veramente male. Niente, dovevamo far meglio tutto e dovevamo interpretare la partita con meno fretta in attacco e con più energia in difesa e ci siamo riusciti. Tessitori top scorer con 20 punti, ma ancora una volta l'MVP della squadra è la squadra. Collettivo che cresce seguendo i dettami della legge di Menetti, prima di tutto la mentalità difensiva. Quello che devono fare le squadre che vogliono diventare grandi, stiamo studiando per farlo. E adesso il Natale che si avvicina e le manifestazioni di Natale che partono a Castelfranco. Si accende il Natale sotto le storiche mura della città del Giorgione. Luci, bancarelle, l'atmosfera natalizia regnerà per un mese nel centro di Castelfranco, addobbato a festa fino al 6 gennaio. Fiore all'occhiello degli eventi il mercatino con 28 casette nei giardini pubblici lungo le mura. Il calendario di eventi del Natale castellano coinvolge anche il museo e la biblioteca. Per agevolare la mobilità cittadina, MOM ha messo a disposizione un servizio di bus navetta gratuito con un occhio anche all'ambiente. Un pulmino elettrico che farà diciamo così da collegamento fra il centro storico ai maggiori parcheggi della città, quindi sarà un continuo percorso, quindi non ci saranno dei tempi di sosta, continuerà a girare, un servizio che partirà il prossimo weekend, quindi dal 1° di dicembre, tutti i sabati e le domeniche pomeriggio dalle 14 alle 19:30 circa. Il brand del Natale di Castelfranco, le mura su sfondo rosso, è stato regalato al comune dal Centro Atlantis per ragazzi disabili che hanno realizzato la locandina. È un regalo enorme che ci hanno voluto fare e che con grande orgoglio esporremo nei nostri punti e nella nostra città. Parleremo di Red Land, il film sulla tragedia di Norma Cossetto, uccisa dai partigiani titini nel 1943, quindi anche sulle foibe, la tragedia delle foibe. Fra pochissimo, a 20:10, puntata da non perdere, con Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione, e Italia Giacca dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che ci racconterà la sua terribile storia di esule. E poi alle 21:15 Ring per parlare di sicurezza. Sicuri a casa nostra, il nuovo decreto sicurezza firmato da Salvini fa litigare ancora il governo, mentre la scure dell'Europa rischia di abbattersi con pesanti sanzioni sul nostro paese. Ne parliamo con Alberto Panfilio, sindaco di Cona, Nicola Talmi della CGIL, Roberto Ciambetti della Lega e l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere buono sul Triveneto ma con molte nubi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto al mattino, ma in genere senza precipitazioni associate. Maggiori schiarite e soleggiate saranno invece possibili a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 9 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 12 gradi circa.
Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche precipitazione sulle aree montuose, specie al mattino, sempre buono invece altrove. Anche in questo caso qualche spazio soleggiato in più dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile, non sono infatti previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle aree di confine, spesso persistente. Cielo molto nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi intorno ai 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.